poi piano... Bisogna cominciare. Brava, se non si comincia non riesci a Non fare si fa niente. niente. Questa è la madre. La madre, quanti anni ha? Mamma. 8. 9, deve guardare. 8, sì. Ok, anche lei, togli il guinzaglio, fai un giro... Questi erano Ma sicuro che non ha mai visto le pecore? Ne. È andato dritto. Non è vidlo, eliminato! L'ha visto ma non ha mai lavorato. Ok, però... Ok, ok, anche lei che ecciti il cane e che cammini vicino alle pecore. Stavi una laina. Bravo, giurati, era dobra! Ottimo cane. Odličan pas. E... È un peccato non farli lavorare. I šteta je da ne radi s ocem. Di. Questi cani... Dice Sandra dove? Sì, lo so, per carità. faremo, Io lo sto sì. dicendo perché... E a differenza dei border collie hanno un altro modo di lavorare. Questi cani sono ottimi cani per i veri pastori. Perché i pastori, perché non usano, almeno in Italia, io ti dico in Italia, non usano i border collie. Usano i pastori misti tra pastori tedeschi, border collie, pastori svizzeri, tutti cani che comunque hanno anche l'abbaio, che magari non ti fanno la ricerca, non ti vanno a prendere le pecore a 200 metri, perché comunque il pastore, i transumanti, sono quelli che passano da paese in paese. Però hanno sono drivers. brava, brava, e hanno bisogno che il cane gli tenga unite le pecore, che abbaiano, e che il pastore deve capire che se laggiù in fondo c'è il cane che abbaia, là finisce il gregge delle pecore. Hai capito? E piano piano te le porta. E questi sono ottimi cani da lavoro, proprio da lavoro. Cioè se un pastore vuole comprare un cane, non verrà mai da me a prendere un border collie, ma probabilmente verrà da te, da lei, a prendere un cane così. Perché questi sono i veri cani da lavoro. Ok? Dobro. Un ottimo cane. Odličan pas. Ova pasmina radi ovako, dakle lavežom. I on kaže, dakle drugčije od border collija. I on kaže, kod njih u Italiji, ovo je pas za pravi rad s pastirom. Kod njih u Italiji kad jedan pastir sa sela koji ima ovce traži radnog psa za sebe, onda ne ide kod njega kupiti border collija, nego traži ovakvog psa koji radi ovako. Zato što umjesto ovog svega dozivanja i to premještanja simo tamo, ono što rade pravi pastiri s ocama, to je nomadsko stočarenje kao kod nas, znači idu od jedne točke do druge i ti psi tjeraju ovce i on zna kad je zadnji pas stao tamo da dalje ovce ne mogu ići, skrene ih i ide na drugu stranu. Dakle pravi radni pas i ona bi trebala raditi sa ovcama, kaže on. Complimenti. Thank you.